Cavaliere, si sta richiamando, è vero? Lo vedo che è contento. Che fa? Se la vive in un'altra birra? Filomena, come è libera due birre, le può pigliare? Grazie, grazie. Filomena è una che travaglia caino. E vede Cavaliere, io qua ormai tutte le sere quasi me la faccio qua perché boh, uno sa chi c'è un mondo giovanile, io mi sento più giovane anch'io. Non è come una volta, i nostri tempi, io con qualche bottiglia, mangiavamo qualche vogliuto, una cacoccia, pire, da cose. Invece ora che la gente questi biri, panini, piustelle, queste senape, queste tomate, queste patatine, si addubano tutte le sere con tutte queste cose. Certo, qualcuno che ci sproglia lo stomaco c'è sempre. Minchia, ma si suca presto le birre, ci piace la birra di qua. Cioè, chi te si chiama? Minchia, spira alla birra. Non è spira alla birra, bira alla spina. Va. Si chiama birra alla spina, siccome non è la spina da presa, siccome chi sta arriva da lontano, no? E la porta una specie di fustino, sai, per grosso. Poi siccome la metto in il frigorifero, che ha dei friggideri di sotto, i banconi che c'hanno, allora con la cosa che si suga, che chiama tutta frisca frisca, è tutta spinosa, no? Pira alla spina. E così la gente se la vive, sai perché quando si consuma. Cavaliere, ti resta un'occhiata a deruida. Queste cai che russe stesso sul sale. E vedi che lo che c'ave, che non gioca a cantare a righe alle balle. Questo non è possibile, tutti i capitoli per lavare spazio, che si in domenzo. Tutto ciò che russe sul sale, di maniera. Ma mi piace perché ora io magari non l'ho visto a mio orecchino. E la ucoletta che c'è nel naso, me l'ha visto. Insomma, io mi faccio tutto ciò, se lei frequenta qua, e magari se la fare qualche tatuaggio, che vuoi, insomma, che ci appatisci. Però che c'ha la rendera, che c'è la rendera? Ah, ma cavaliere, deve pensare che qua tutti i giorni sono estrosi. Per esempio qua si usa che si azziccano per esempio le spinule delle mine, si azziccano le cose nel culo, si azziccano nella panza, nel vertico, nella fungiazza, tutte queste cose così. E i figli, che ci pare normale. Per esempio, su bicchieri sicuro che non c'è neanche da mutare. Perché si usano le mutande, i rigipetti, non se li mettono. Per esempio a me che mi sta vedendo? Che mi sta vedendo? Magari io sogno senza mutande. Perché voglio essere estroso. Usaccio che le balle mi pendono perché noi antichi abbiamo le balle rosse perché è diverso. Ma deve essere estrosa così. Ah, lei non c'aveva quei setti. E io sì, anche estroso, sono scudato, sono scudato, la gente sono spensierati, se ne fottono, non hanno quella mania di grandezza, tutte le cose. Qua ci sono figli di ingegneri, figli di papà, figli di rusa, ma trovano tutti i colori che entrano. Ma poi il bello di Cahinto, sai che cosa? Per esempio, sta vedendo quello che ha puntato nel muro, che il tesoro ce la sta toccando, e non ci dice cosa. Chi è che dice che mia figlia, hai visto che è mia figlia? Non so, si toccano, si fanno, si giovani sono oggi. Mia figlia è usaggio, cavaliere, non da camorici quattro volte. Canuscio magari a Caruso qui è. Figlio di famiglia buona, un dottore suo papà. Alfredo, il bastardo, è usaggio. Lo conosco. Che c'è a fare io? Che pensa? Io sono uno moderno. E che ce la tocca ora, ci faccio una scenata. Ah vai, cavaliere, che fate che... Io lo so che è mia figlia, ma se mi chiede una cosa mi dice lei, che fa? Vuole con mazzo? Filomena, per cortesia, me lo porto il conto, che ce l'hai unghiate, che sono spatti senza mutanni, e mi stanno stragando intera. Io, cavaliere, un saggio che è mia figlia, chiede, e me l'ha detto 25 volte. Oh, ora, tanto sarà cogliere a casa, lo saggio che sarà cogliere. Sto bastardo che sa venire a pigliare molto muto, io non sapevo. Sì, un saggio che ora... Io ci ho 80.000 lire a bere cose. Cavaliere, se lei si è asciugato 12 birre che non c'aveva soldi e ne 5.000 lire sempre così. Allora è pillolo lei. Io è pillolo. Che vuol dire pillolo? Pillolo in tema di babbo vuol dire croccone alle capiate, pezzo di... Io che si asciuga la birra e spende l'auto, va. Mia figlia, lei stava parlando della birra, mia figlia stava chissà toccare. Che cazzo mi interessa lei? Non ci porto più, non ci porto più. Sto pareggiati.
bastardo come se ricoglione la casa tutto anticipato a testa io.